Carissimi telespettatori, ben ritornati con noi. Vedete, sono bella sorridente perché l'argomento è estremamente interessante e ci fa un po' così vedere le cose con un occhio diverso. Parliamo insieme a Stefania Stea, che è ben ritornata, consigliere dell'AVA, Associazione Veneziana Albergatori. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Parliamo di turismo in un'area strategica per il nostro paese, non soltanto per la regione Veneto, ovvero Venezia. Vediamo un po' come sta andando, quindi facciamo un po' un bilancio di una stagione che comunque sembra essere stata interessante, se non altro per Venezia. Abbiamo visto che per altre località non è andata poi così bene. Ma poi vediamo anche quali sono i settori che tengono di più, le fasce di mercato che in qualche modo possono essere spinte, incentivate, come, in che termini, quali sono gli errori eventualmente da evitare, perché anche nel settore della ricettività alberghiera ci sono delle piccole strategie che è bene adottare e non cadere in altri inghippi che possono essere poi nocivi per tutto il sistema. Stiamo parlando di un settore veramente importantissimo, perché come più volte l'abbiamo ribadito, se il nostro paese puntasse veramente al turismo, diciamo, a questa ricchezza naturale di cui siamo pieni zeppi, senza dubbio altri ambiti non avrebbero questa grande angoscia e preoccupazione di dover crescere. Però purtroppo, come spesso succede, chi ne ha troppo non ne approfitta. Venezia è ricca, è una capitale importante e gli albergatori sono veramente tanti. Se non sbaglio 10.000 operatori solo nel settore alberghiero, quindi stiamo parlando di numeri di tutto rispetto. Possibilità di crescita, di impiego, tanti di voi ce l'hanno chiesto più volte quando abbiamo lanciato il là con il direttore dell'AVA, adesso vedremo insieme se anche queste opportunità ci sono. Intanto vediamo di fare un po' un quadro alla luce di un nuovo direttivo, no? che si è appena incardinato. Sì, in effetti abbiamo un nuovo direttivo, alcune figure sono le stesse. Io per prima sono le stesse del mandato precedente, per me questo è il secondo mandato, altri abbiamo delle figure molto belle, interessanti, anche giovani e comunque noi crediamo in questo, appunto, in questo nuovo team, perché vediamo delle cose, dei progetti molto belli che si possono avverare. Ecco, che tipo di progetti ci state pensando, per far che cosa? Beh, ci siamo appena insediati, per cui ci vuole un attimino coordinarsi, esatto, il tempo, assolutamente. Ci sono delle cose che comunque abbiamo portato avanti nel mandato precedente, sulla legge appunto regionale, abbiamo fatto alcuni piccoli progetti che avevamo discusso l'altra volta. Noi puntiamo comunque a fare cerchiamo, e secondo noi è la chiave di volta, un turismo culturale, un turismo di qualità, ne avevamo già parlato, ma basato e puntando sulla cultura. Quindi per noi essenziale è collaborare e trovare forze, quindi più unione con quelli che sono i motori del turismo veneziano, quindi culturale, quindi con la Fenice, con la Biennale, con l'Ateneo Veneto, che è uno storico punto insomma, è la nostra storia culturale. Quindi secondo voi, nonostante la cultura potrebbe tenere? Mirare alla cultura è uno dei punti fondamentali, secondo noi, sì, è uno dei... Ma siete supportati in questo? Perché poi parlando con i frequentatori della cultura la reputano molto costosa, cioè l'accesso alle strutture, ai musei, alle mostre, per le famiglie, eccetera, è diventata veramente... Ci stiamo lavorando, onerosa. in effetti stiamo lavorando sia nel creare anche un pass proprio che permetta di precaricare, quindi già anche da casa ci sarà la possibilità insomma di organizzarsi e di scegliere dove vuoi andare a visitare, cosa vuoi visitare, dove andare, quando andare e anche prenotare le visite. E il caricare tutto, anche l'IMOB stesso, quello per girare nei vaporetti, caricarlo tutto da casa. Sì, sarebbe carino che tu potessi farlo. Ci stiamo lavorando, e poi anche tutto questo è anche poi legato alla chiave della camera, quindi con la consegna di questa tesserina tu riesci poi a vivere meglio anche la città e quindi anche non fare così tante code come a volte succede in periodi critici come questo, che a volte ti trovi insomma a perdere un sacco di tempo. Ecco. Questo sarebbe estremamente utile e anche importante. Che tipo di intoppi ci possono essere? Beh, qui si parla di software, comunque ci sono delle programmazioni e anche a livello poi comunale, perché tante cose sono anche appunto, e quindi bisogna c'è proprio una collaborazione, quindi uno scambio continuo di comunicazione di idee, e poi c'è proprio l'operatività stessa che un po'
Comunque è frena, no? realizzabile, Però in futuro è realizzabile. sì, ci stiamo lavorando, quindi sì, col nostro Venezia sì, anche perché poi è il nostro portale di prenotazione, anche tramite quello tu puoi fare tutto, ti prenoti la camera e ti prenoti anche tutti gli accessori. Perfetto. Allora, un'altra cosa secondo me interessante è capire così, le fasce di turisti che frequentano, perché abbiamo visto che ci sono, almeno anche in altre situazioni, il turista medio, cioè il target medio, un po' ha disertato per ovvie ragioni, l'hanno ammazzato, questo Veneto ceto medio, sono riusciti nell'intento e per cui i risultati si stanno vedendo. E come vivete questo settore? Quali ambiti vostri del settore degli alberghi sono stati più colpiti e quali invece tengono bene? Beh, intanto bisogna distinguere la nazionalità di questi... infatti, diciamolo ai nostri telespettatori magari che non ne sono a conoscenza. Sì, ecco, è molto importante distinguere, purtroppo l'italiano è quello più maggiormente colpito da questa crisi e quindi è quello che soffre un po' di più e che quindi ha accorciato il suo soggiorno, se non addirittura drasticamente tagliato. Reggono bene, appunto, ci sono anche dei nuovi mercati emergenti e alcuni invece reggono ancora bene. Anche il nord Europa è un buon mercato, la Germania è un buon mercato, però poi ci sono questi importanti stati emergenti come il Brasile, l'India. Infatti il Brasile quindi viene assolutamente da noi. Sì, è tutto si sta sviluppando pian piano, ma si sente forte, si incomincia a sentire forte la presenza di queste persone che amano l'Italia, hanno anche una sensibilità molto simile alla nostra e quindi apprezzano l'arte, apprezzano il cibo, apprezzano insomma le belle strutture. L'India diceva anche? L'India è anche un altro mercato, c'è la Cina, la stiamo aspettando, c'è il cinese, quello molto ricco che comunque viaggia, ma è abituato a viaggiare, poi ci sarà quello di massa, però lì ancora un attimino la situazione è un po' che si sviluppa. I blocchi di partenza, sì. All'interno di questo poi c'è appunto il discorso del cliente medio e del cliente top, quello che ovviamente può spendere, e c'è una fascia importante di gente che spende, che quindi sceglie i 4-5 stelle, è un cliente molto buono che ancora oggi viaggia, che ancora oggi spende, che è abituato a spende, forse spende adesso con una testa un po', cioè una volta si scialacquava di più, adesso anche loro sono comunque un po' più attenti, loro hanno un po' di... pretendono anche di più e quindi bisogna comunque dare anche cercare di dare un ottimo servizio, qualità e servizio, quindi puntare sul servizio. Che cosa chiedono infatti questi clienti? Che cosa si aspettano i clienti da voi? Beh, si aspettano servizio sostanzialmente, perché avere una struttura, adesso tante strutture anche si sono ristrutturate, si sono rinnovate, quindi comunque la struttura c'è, bisogna poi dare qualcosa in più al cliente, bisogna, noi diciamo, coccolarlo, saperlo, farlo tornare, sapere fare in modo che questo cliente quando torna a casa parla bene e quindi il passaparola è comunque un veicolo molto importante che non costa nulla a livello commerciale, però è ha un risultato ed dà molta che forse questo è un soddisfazione. salto anche un po' di qualità per Venezia, no? Che ha vissuto un po' sugli allori tantissimo tempo, molti operatori, soprattutto lì della ricettività, era un mordi e fuggi e tanto il carpe diem, no? Per quel che riguarda i turisti, adesso invece c'è un'evoluzione. Sì, appunto cerchiamo anche noi di fare, spesso si fanno dei pacchetti, ma proprio poi all'interno magari, non lo so, si dà un qualcosa all'arrivo, un qualcosa alla partenza, cioè proprio cercare di farlo stare bene sia prima, lo si aspetta, quindi gli si invita magari una mail dicendo guardate siamo qui che vi aspettiamo. Beh, carino questa cosa. Sì, ecco, cercare di fare, oppure poi una mail, è importantissimo avere una mailing list per cui ogni tanto comunicare quello che succede in città e quello che magari riesci a creare tu nel tuo albergo, quindi magari dei piccoli eventi, glieli comunichi, se le fa piacere le informiamo che, e quindi lui rimane, come dire, nei tuoi pensieri, no? Gli comunichi che comunque sei per lui, che per te lui è importante. Quindi, insomma, questa è molto bella questa cosa, questa iniziativa qua. Torniamo a parlarne tra pochissimi minuti dopo la pubblicità. Allora, ritorniamo a parlare un po' di alberghi, tra l'altro lei rappresenta in modo particolare i 4 stelle. Sì.
Prima erano i 3 stelle, adesso sono i 4 stelle. Allora vediamo un po' di capire la differenza dei target, che cosa possono offrire e poi Venezia che peculiarità presenta, perché adesso poi salendo invece di stelle ci sono anche delle novità importanti, no? Sì, beh, sì, appunto, io prima rappresentavo i 3, adesso mi hanno dato una stellina in più e quindi rappresento i 4 avendo 2 strutture. Ho un po' il monitorizzo sia le strutture a 3 stelle comunque che insomma l'andamento dei 4. La differenza una persona la nota soprattutto in alta stagione, perché ovviamente i prezzi, la forbice si amplifica dai 3 insomma dai 2, dai 3 stelle ai 4, 5 stelle, quindi i 4 stelle, i 5 stelle prendono proprio pesantemente posizione, al contrario appunto invece poi delle altre strutture. Questa forbice si dimezza, si taglia moltissimo quando poi in bassa stagione troviamo le strutture che abbassano talmente i prezzi da andare a sovrastare i piccolini e quindi qua poi si manda in sofferenza proprio tutto il sistema. Esattamente, bisognerebbe riuscire però, la crisi non lo permette, a cercare di mantenere comunque delle fasce di prezzo a categoria, però questo ormai è diventata un'utopia, per cui è veramente sì. A livello mondiale un'utopia, cioè proprio a livello, perché poi Venezia è un polo internazionale. Ma ci sono delle città, allora secondo bisognerebbe riuscire a creare degli eventi o dei motivi per cui il turista tutto l'anno trova una motivazione a venire nella città, a scoprire la città, oltre a vedere l'opera, il monumento, a creare eventi. C'è stata l'American's Cup, che è stata una cosa che ha dato una spinta molto importante l'anno scorso. Quest'anno purtroppo non ce l'abbiamo avuta, però l'abbiamo persa. Però come mai? Hanno scelto altri lidi. Proprio altri lidi. Sì, sono andati giù, sempre Italia, ma giù bisogna ogni tanto cedere. Esatto, però quello era stato per esempio un momento molto importante, perché oltre alla Biennale c'era stato questo altro evento. Ecco, creare eventi, per quello che parlavo anche di cultura, riuscire a creare eventi potrebbe essere anche semplice, non so, un festival internazionale della musica, per esempio, una cosa che scegliendo sempre delle date in cui ovviamente una canalizzazione un po' particolare, perché altrimenti poi si sovrappongono, come sempre succede, si sovrappongono eventi importanti tutti nello stesso periodo, quindi bisognerebbe riuscire a pianificare meglio gli eventi e distribuirli in tutto l'anno. Allora, così facendo riuscireste ad avere sempre un motivo per riuscire a tenere alto, o comunque medio alto o altissimo, il prezzo della stanza. Assolutamente. Ecco, la cosa, io ho sentito alcune aziende che organizzavano delle convention, degli eventi, anche degli incentive, che una volta andavano molto nelle città strategiche a livello europeo o internazionale, e hanno incominciato a dover depennare alcune mete, tra le quali c'è stata anche Venezia, proprio per questa ragione, perché i costi Venezia è stata reputata una tra le capitali della cultura troppo costosa. Venezia è stata depennata, quindi. Sì, e questo è vero. Noi stiamo anche qui come AVA, stiamo tentando di riprendere un po' in mano questo canale, che è un canale assolutamente positivo per il turismo, perché comunque ti permette di riempire le strutture per magari anche più notti e vendendo anche altri servizi. Tipo i transfer, i pranzi, le cene, le sale, quindi c'è tutto un indotto da cui ne deriva, che insomma ne beneficia. È vero, abbiamo questa nomea di città cara e il prezzo lo fa anche la peculiarità della città. Purtroppo abbiamo i canali, non abbiamo le strade, e quindi per forza magari sei costretto a prendere un taxi. Ecco, quello che noi cerchiamo di fare è di vendere non solo le camere d'albergo, ma di venderti un pacchetto, quindi tutto un servizio per cui tu non ti devi più preoccupare neanche di organizzare, perché magari con tariffe un po' preferenziali o agevolate riesci ad ottenere tutti questi tipi di servizi. Ecco, come vivete la concorrenza con l'entroterra? Per cui in realtà, come
come l'area del Trevigiano, anziché provincia di Padova, ci sono le terme che comunque si muovono per offrire Venezia, per vendersi come Venezia, eccetera. Quindi da un lato dare un marchio unitario, dall'altro però ovviamente c'è chi sta su Venezia che forse è un po' insofferente, o no? Ma in realtà chi ha sofferto particolarmente è la Mestre, quindi non tanto il centro storico. Beh, allora noi comunque abbiamo subito una crisi, l'abbiamo riscontrata anche in questi primi mesi dell'anno, perché comunque pensavamo andasse meglio di quanto c'è stato un marzo molto positivo, però poi maggio non lo è stato, c'è stata una leggera flessione che quindi insomma che non ci si aspettava. Ma dovuta a situazioni meteo oppure? Beh, il meteo di certo non ha favorito, perché ci sono stati tutti i weekend che ha piovuto, però poi anche proprio a livello insomma turistico non c'è stato questo grosso, anche adesso c'è stata la Biennale che comunque è un motore molto forte, sì. Quindi abbiamo avuto una settimana strapiena, bellissima, intensa di eventi, meravigliosa. I giorni successivi già c'è stata una flessione, così, non è una costante tutto il mese. Mestre però, come il Lido per esempio, ha continuato a soffrire moltissimo, per cui se uno guarda il prezzo medio della camera è comunque molto basso rispetto all'anno precedente o addirittura 2 o 3 anni fa. Sì, per cui ecco, il Lido comunque anche il problema del tempo, per cui si apre una stagione balneare con il cattivo tempo, e anche oggi insomma non era giornata, ieri lo stesso piovuto, quindi non sappiamo più, è una stagione che fa fatica a partire e decollare, quindi comunque per loro è difficile, sì, assolutamente faticosa. Venezia è comunque Venezia, per cui è un po' rispetto a tutto al fuori, è un'isola felice, anche se comunque la crisi l'abbiamo sentita. Quindi ne riscontrate gli effetti. Sì, assolutamente. Da quel punto di vista, vediamo un po' di consigli, perché poi chi ci ascolta ci segue anche dall'Emilia Romagna, per carità da altre realtà, e quindi dice, beh, per Venezia è una situazione diversa, però ci sono un po' delle strategie che voi state elaborando, dei consigli che vi sentite di dare, perché ovviamente nei momenti di difficoltà la prima cosa che uno pensa è abbasso i prezzi, perché così incentivo le presenze. Se da un lato Venezia non ha bisogno in sé per sé di tanta promozione, perché è il nome, altre località veramente tagliano sulla promozione pensando di risparmiare, poi in realtà è un boomerang micidiale, perché ovviamente vanno nel dimenticatoio, però tant'è, è un po' la mentalità dell'italiano, che ci viene criticata all'estero, dove noi crediamo di promozionare, in realtà facciamo talmente poco e adesso facciamo ancora meno e quindi ci rimettiamo. E allora quali potrebbero essere le strategie da adottare e quali gli errori che secondo voi sono da evitare? Un po' perché voi siete un po' tra virgolette maestri nel settore in quanto privilegiati. Sì, grazie delle belle parole. No, di sicuro la cosa che ti viene più facile e che nell'immediato forse riesce ad ottenere anche un riscontro è appunto questa politica dell'abbassare i prezzi, oppure di appoggiarsi a delle situazioni che si sono venute a creare nel web, tipo i pacchetti di Groupon, se non altre cose simili. In realtà questi ti danno una boccata d'aria, come dire, no? Nell'immediato, perché ti arrivano prenotazioni a bassi prezzi, ci riempio, però a lungo andare non è un'operazione vincente, cioè ti puoi andare bene per quel frangente, però a lungo termine non è la strada migliore da percorrere. La strada migliore è quella che però è la più faticosa, è quella dei piccoli passi, quindi cercare di mantenere la clientela che hai, cercare quindi con delle piccole promozioni, piuttosto ecco, creare dei pacchetti dove alla tua clientela dici: torni da me, ti regalo una notte, torni da me, ti faccio uno sconto, oppure ti diamo dei servizi in più, ti creiamo un pacchetto, ti diamo, non so, il biglietto, l'andata, non so, per la adesso chi è nella terraferma con il taxi o con una macchina ti portiamo, ecco, cercare di offrire di più all'interno della vendita della stanza. Allora nel bilancio complessivo a questo punto è tanto quanto avere la stanza che costi di meno, però sì, l'ottica è diversa, tu non svendi la camera, non ti svendi il prodotto, tu sei sempre un prodotto di qualità, solo che tu, proprio perché sei un prodotto di qualità, offri al tuo cliente qualcosa per cui dia ancora, insomma, faccia venire voglia di scegliere nuovamente la tua struttura o
per la prima volta la tua struttura. L'avete sperimentato questo? Ognuno di noi, ogni albergatore ha poi la propria strategia. Quindi c'è una strategia non Noi lanciamo, unitaria. noi come AVA per esempio abbiamo creato, quella volta che la scorsa volta parlavamo della piantina del bicentenario di Wagner, no? Che abbiamo creato dei pacchetti ad hoc. Questa volta l'abbiamo fatto con per esempio la mostra di Manet a Venezia. C'è stato questo momento importante con la mostra di Manet, quindi abbiamo suggerito ai nostri associati di creare un pacchetto, per esempio non so, chi ha il ristorante, creare un menù Manet, o chi si presenta col biglietto che attesti che è andato alla mostra ha diritto per esempio a un piccolo sconto su, non so, il bar, se non al ristorante. Ecco, quindi che tu cerchi di creare comunque un'unione con gli eventi che nascono in città, quindi anche poi all'interno del tuo sito, quando devi andare a promuovere, puoi promuoverti utilizzando anche gli eventi che vengono fatti in città, dicendo c'è la mostra Manet, io faccio un'offerta a Manet offrendoti il cocktail, non lo so, chi ha un giardino, chi ha... ecco, creando, ma con piccole cose, non servono grossi investimenti, basta avere un po' di fantasia e buona volontà. Queste cose sono gradite dagli ospiti, e da quali tipologie di ospiti o da quali provenienze? Beh, quando si offre qualche cosa non c'è ospite che ti dica no grazie, quindi assolutamente sono tutte piccole cose che vengono, e l'accattivarsi, il tenersi il cliente regalando un qualcosa, offrendo loro qualcosa, dando comunque delle possibilità insomma, sono sempre cose che alla fine ripagano e ripagano. Quindi bisogna sostanzialmente riuscire a imparare a coccolare il cliente, a farlo star bene, a sollevarlo dalla realtà quotidiana, dove è sempre comunque, anche se sta bene, vessato da diverse situazioni. Bisogna cambiare un po' la mentalità, non dare per scontato che tanto se si è là si arriva e si paga e si deve sfruttare al massimo. Quindi proprio aprirsi un po' una mentalità che io ho trovato moltissimo in Oriente, perché in Oriente proprio sono orientati al turismo disponibile eccetera. Viceversa vai da altre parti, c'è un po' più di scontatezza in certe situazioni, quindi deve cambiare proprio la forma mentis, no? Assolutamente sì, è un percorso un po', come dicevo, è un po' faticoso, nel senso che bisogna mettersi, non è immediato, la prima cosa dice oddio sono in crisi, oddio questo mese è vuoto, aspetta che abbasso i prezzi, quindi non è una cosa che devi fare all'ultimo momento, è una cosa che va un po' programmata, quindi devi cercarti scoprire gli eventi, ma non solo in città, puoi fare anche qualcosa al di fuori della città. Per esempio ci sono, non so, penso anche per esempio mi viene in mente Padova, che avete i mercati, dire ti portiamo fuori e fare, non so, un albergo, un ristorante che si inventano, non so, di portare fuori i clienti e gli ospiti una giornata con lo chef che cucina per loro scegliendo i prodotti che sono andati a prendersi al mercato. È una cosa, per esempio gli americani adorano queste cose, per cui sì, magari ecco un'altra cosa da fare è proprio cercare di studiare il tipo di clientela a cui tu vuoi mirare, e quindi da lì poi studiare qualcosa ad hoc per loro, perché creare così dal nulla è anche difficile. Un po', sì, poi spari un po' nel mucchio, no? E invece se tu dici aspetta, io per esempio da me chi è che arriva, qual è il mercato vincente, da lì poi qual è il miglior fruitore del mio albergo, e da lì cercare chi è che vorresti, qual è il tuo cliente tipo ideale per te, e da lì cercare di studiare per esempio i cinesi, per chi volesse non so, puntare a quel mercato lì, sono quelli che amano trovarsi il bollitore in camera, per cui è un elemento fondamentale, che sì, detta così sembra però tanti proprio selezionano in base a questo, per esempio, no? Per cui dire già da me trovi, che ne so, il bollitore oppure una colazione con dei prodotti che all'interno della colazione ci sono un prodotto, due fatto ad hoc per loro, è un incentivo. È un incentivo che insomma... Voi studiate questi progetti, perché anche qui molti albergatori, immagino che operatori del settore dicono sì vabbè, ma io non ho soldi da investire, tempo da perdere in questo, le capacità, perché poi molti non hanno neanche le capacità, dovrebbe farlo l'associazione di categoria. Voi fate questi studi? Noi abbiamo un centro studi che comunque studia un po', monitorizza un po' i flussi del turismo, e comunque anche noi appunto studiamo all'interno, come dicevo, la cultura legata, e quindi da lì nascono delle idee e proponiamo delle linee ai nostri associati che poi possono seguire. E dall'altra parte noi insomma spingiamo a non abbassare, appunto la strategia dell'abbassamento del prezzo è la strategia
peggiore è quella più sbagliata, quindi cerchiamo di non portare a questa, su questa... No, ma lo chiedevo per una ragione ben precisa, perché è sorta un po' una polemica, una questione, cioè sta nascendo una nuova associazione, no? Sì. Da una costola, diciamo, poi della vostra ne nasce un'altra. Ma allora, giustamente, da un lato, in un momento di difficoltà per gli imprenditori dicono ma le associazioni dovrebbero fare di più, dovrebbero aiutarci, supportarci dove noi non ci arriviamo, o come il discorso di Fidimpresa, costituire consorzi per i finanziamenti o fare qualche cosa. Dall'altro molti dicono le associazioni non hanno senso desistere, e poi vediamo invece che ne nascono addirittura altre. Poi nel vostro settore un esempio, però ce ne sono anche in altri. Come stanno realmente le cose? Allora, essere in un'associazione comunque è fondamentale, nel senso che comunque devi avere un senso di appartenenza a qualcuno, secondo me è importante, sia per confrontarsi, relazionarsi, anche per chiedere un aiuto. Vai in uno sportello per cui dici scusami, ho un problema, lo risolviamo, mi aiutate a risolverlo, quindi questo a prescindere è fondamentale. Nel nostro caso la costola si è formata da elementi che sono stati allontanati dalla madre, esatto, ne sono usciti alcuni, ne sono entrati altri, per cui è anche può succedere, una cosa che può succedere. No, ma io dico è positivo sotto certi profili, perché in un momento abbastanza critico per le associazioni noi siamo, insomma, l'associazione veneziana albergatori è storica, è forte, per cui poi buona fortuna a chi nasce, insomma noi comunque, ripeto, noi siamo qui per i nostri associati, quindi noi lavoriamo dietro c'è una squadra che lavora, questo è importante ricordarlo. Per cui bisogna poi che però anche i nostri associati ci seguano, cioè nel senso che è vero che a volte si dice ma non ci sono per noi, no? Oppure non fanno niente, però ci sei quando bisogna anche dare una risposta, cioè se sei chiamato rispondi e quindi partecipare agli eventi, perché comunque come qualsiasi altro tipo di forma di aggregazione, se partecipi e sei attivo hai dei risultati, se stai dietro lì assolutamente non porta a nulla, quindi esserci o non esserci è indifferente. Assolutamente. Quindi farsi sempre sentire è importante, anche in senso negativo, però se tu hai qualcosa da dire è importante dirlo, manifestare anche il tuo malessere se ce l'hai, è da lì che si cresce, no? È strategico. Andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme. Un po' stavamo chiacchierando così fuori onda con l'ospite, una cosa strategica, importante, lo si dice spesso, lo dicono i commercianti in primis, che poi comunque soffrono della situazione. Bisogna che le città, le amministrazioni siano consapevoli del fatto che bisogna che le città creino degli eventi, creino dei poli di attrazione, dei fattori per cui una persona è attratta e spinta ad andare in una città, permanere lì, comunque a trovare qualcosa di attrattivo, di diverso, perché uno può andare anche 1000 volte a Venezia, però se ogni volta c'è qualche cosa in più, il carnevale della situazione è impossibile replicarlo più volte all'anno, però eventi di un certo tipo, per esempio anche i fuochi del Redentore, sono un altro polo di attrazione importante, anche per chi viene da fuori, e poi su Venezia naturalmente c'è un consumo comunque. Beh, intanto fondamentale è la comunicazione, perché spesso la gente nemmeno sa che c'è una regata storica a settembre o un Redentore a luglio, per cui intanto comunque comunicare. È vero, non sono a conoscenza, questo è verissimo. No, è vero, perché tante spesso i clienti che abbiamo in casa a settembre chiediamo ma sei qua per la regata? Che cos'è la regata? In realtà vengono perché a settembre c'è magari la mostra del cinema, per cui è fondamentale che vengano pubblicizzate, vengano comunicate tutti gli eventi che vengono fatti nel territorio, nella città. In più questi, come poc'anzi ho detto, bisogna che questi eventi vengano scanditi durante tutto il corso dell'anno e non concentrati in particolari settimane o addirittura giornate, per cui tutto lì, tutto concentrato, e poi magari la settimana dopo o il mese dopo non c'è più nulla, quindi intanto
fondamentale queste due operazioni. La terza è quella comunque di creare costantemente delle motivazioni costanti durante l'anno per vedere questa città, per vedere le città, il territorio d'appartenenza. Quindi nel caso di Venezia creare anche in bassa stagione delle motivazioni, degli eventi per parlavamo, chiacchieravamo per esserci. Sì, per esserci, quindi potrebbe essere un mercatino particolare, non so, sui mestieri di Venezia, adesso sto fantasticando. Sì, le classiche rievocazioni storiche. Rievocazioni storiche particolari, qualcosa che comunque anche appunto far rivivere certe usanze, certe festività che ormai tradizioni che sono andate perse, che però Venezia era ricca di eventi, e ricrearli e dar linfa nuova a questi eventi e riportarli in aula. A volte basta, non servono grossi impegni economici, ci vuole la volontà di tante voci, di tante teste che seguano un'unica strada. È fondamentale per chi, ma sia dal turismo alla ristorazione, chiunque ha bisogno, cioè è tutto proprio... Da questo punto di vista l'amministrazione di un comune come Venezia vi supporta oppure non tanto? Non c'è molto dialogo e comunque il comune ha una situazione un po' difficile, economicamente difficile, e quindi nonostante sia Venezia, e quindi tante risorse vengono impiegate per il risanamento del debito pubblico più che per nuove iniziative. Bisognerebbe appunto fare più strategia tra le categorie, più sistema tra le categorie e Ma voi non avete nessuna rappresentanza del settore anche nelle pubbliche amministrazioni, nell'ambito della politica cittadina? Non ci sono gli assessori, intende questo, però tra l'altro adesso però non sono della categoria. Non sono della categoria, e poi tra l'altro adesso il nostro assessore al turismo, l'assessorato al turismo ha cambiato, e quindi ci troviamo in un momento che è un attimino in pausa, nel senso che come in tutte le cose, quando c'è un passaggio c'è un momento di stop per riassestare le cose, quindi comunque ci sarà sicuramente, a mio avviso, un rallentamento. Guardiamo un altro aspetto di Venezia, quindi pensando così mentalmente, sfogliando il giornale, che è una questione che ricorre spesso, le grandi navi, no? E quindi la questione controbattuta, perché da un lato c'è l'esigenza di portare a vedere, se non altro così di scorcio, Venezia, è una tradizione. Come ne pensate voi? Sì, che queste manifestazioni, allora, intanto queste manifestazioni così forti come sono successi durante questo weekend non portano... Cioè, cosa c'è stato? Raccontiamolo per chi non è a conoscenza, perché come sempre non diamo per scontato. Una voce molto forte si è fatta sentire durante questo weekend, perché ha bloccato l'uscita delle navi, l'entrata delle navi, e ha bloccato anche, insomma, tutte le vie d'uscita della città, quindi ha creato... Cos'è successo praticamente? Ci sono state delle manifestazioni, esatto, con fumogeni e altro, che hanno, insomma, non portano, a mio avviso non è che non portano un risultato, è una voce che magari ci deve anche essere, ma non così forte e fatta in questo modo qui. Venezia nasce come porto, per cui è giusto che ci sia un porto, ed è giusto, e comunque il flusso turistico, il flusso che arriva dalle navi comunque alla città economicamente è strategico. Forse andrebbe valutato appunto come fare entrare le navi, per esempio, invece di farle entrare e uscire tutte quante, si potrebbe farle entrare e magari uscire da un'altra parte. E sarebbe strategicamente possibile? Dimezzeresti comunque il flusso, perché comunque se ne entrano ne escono 10, tipo 10, sono 20, magari le fai solo entrare, perché comunque il turista, chi prende una nave da Venezia, cioè la scena di vedere questa Venezia, come c'è scritto sul giornale, in miniatura, è veramente fantastica, per cui bisogna comunque tenere questa, altrimenti fanno fatica anche a vendere le navi, no? Per cui un passaggio lo si può anche mantenere. Magari il secondo si potrebbe evitare facendogli fare un altro percorso. Lì però ci sono problematiche maree, non maree, per cui bisognerebbe farle uscire solo quando c'è l'alta marea, per un discorso di onde, quindi insomma c'è poi tutto bisognerebbe studiarla meglio, non è il mio settore, però si potrebbe sicuramente migliorare la situazione e cercare di accontentare un po' tutti gli animi.
Dall'altra parte si potrebbero anche migliorare per esempio le banchine dando più servizi, con la possibilità appunto di poter spegnere queste navi e non tenerle accese, insomma. Vabbè, Anche a livello, anche a livello di inquinamento. A livello di inquinamento sicuramente bisognerebbe appunto, ma non urlando, mettendosi a tavolino e cercando di trovare delle soluzioni al problema, anche perché insomma, ricordiamoci che Trieste è a 2 passi, perché adesso Trieste è lontana, perché comunque l'alta velocità ancora non è così, non ha ancora toccato così però un domani, come ha tagliato adesso fuori Firenze nel percorso Venezia-Roma, per cui il turismo è stato completamente, Firenze è stata tagliata fuori. Quindi ne risente Firenze di questo? Beh, Firenze dall'alta velocità è stata penalizzata, è la città che, insomma, Firenze o comunque tutta quella zona lì, perché una volta per andare in Toscana, andare a Firenze, facevi tappa a Firenze, dormivi a Firenze, adesso in 2 ore, 3 ore, insomma 3 ore e 46 a Roma, quindi voglio dire, tanti fanno la tappa, si fermano in giornata e poi proseguono. Quindi la stessa cosa potrebbe succedere con Venezia verso Trieste, per cui magari bisogna stare attenti a queste dinamiche. Le navi fermano a Trieste, perché fermarsi a Venezia? Si potrebbero tranquillamente fermare a Trieste e con l'alta velocità il turista andrebbe a Venezia, farebbe il giretto per Venezia e ritornerebbe a Trieste. Questa è una mia paura, è una mia sensazione. Però per voi, prima di allontanare tutte le navi, dico, e chiedere l'allontanamento di tutto il bacino crocieristico, magari capire un attimo. Ma il turista da crociera è un turista che consuma, che serve dal punto di vista, tra virgolette, commerciale a Venezia o no? Beh, comunque il turista... Allora, a livello alberghiero poco, nel senso che tanti, ecco, magari già lì chiedendo di fare una notte a Venezia, già alcune navi lo fanno, però lo fanno qualcuno già. sì fa la notte di arrivo, la notte di partenza a Venezia, però magari tanti dormono all'interno o arrivano alla nave, esatto, già se ci potesse essere un soggiorno a Venezia, non nella nave ma nelle strutture, già sarebbe... Deve cambiare. Esatto, sarebbe un plus. E in più anche, sì, loro dopo consumano, ma consumano relativamente, nel senso che fanno il giro. Ecco, i negozianti, parlando con alcuni negozianti, sento che comunque consumano, quindi insomma assolutamente portano ed è un polmone importante per l'indotto commerciale. Detto questo, siamo arrivati al termine, il tempo vola. Grazie a Stefania Stea, consigliere dell'Associazione Veneziana Albergatori. Abbiamo fatto un po' una panoramica, abbiamo visto quali sono le problematiche, un po' i suggerimenti, i consigli. Vedremo poi quando si incardinerà completamente il nuovo direttivo, quindi ci sarà anche l'Assemblea Generale, se non sbaglio. Infatti. E ne parleremo insieme. Intanto io vi auguro un buon proseguimento, grazie del suo contributo e noi ci vediamo presto domani. Grazie.